Ciao napoletani, se amate davvero Napoli lasciate un like a questo video e se il video vi piace vi chiedo di iscrivervi al canale. Avanti così, Napoli. Conte Napoli, contatti in corso, aggiornamento dell'ultimo minuto. Il nome di Conte resta costantemente legato all'orbita del Napoli in caso di licenziamento di Garcia. Fabrizio Romano ritarda momentaneamente le trattative. La posizione di Rudy Garcia è sempre più in dubbio e, con il passare delle ore, aumentano le possibilità di un suo licenziamento. Al Napoli si comincia a guardare ad altri allenatori, con il nome di Conte in pole. Il giornalista Fabrizio Romano fa il punto della situazione, spiegando cosa sta accadendo attualmente tra i partiti. Il punto della trattativa tra Conte e il Napoli. Le prossime ore, o al massimo giorni, potrebbero essere decisive per il futuro della panchina del Napoli. Dal suo arrivo, Rudy Garcia non ha convinto il pubblico e i risultati hanno alimentato ancora di più questo scetticismo. Ora la società sta valutando l'esenzione e, contestualmente, si stanno valutando alcuni profili. In cima alla lista dei desideri del Napoli c'è Antonio Conte, di cui Fabrizio Romano ha fatto il punto in un tweet. Il Napoli oggi si è rivolto formalmente ad Antonio Conte. Seguiranno colloqui diretti per capire se possa essere l'uomo giusto per sostituire Rudy Garcia. Non è stata ancora presa una decisione definitiva perché ci sono tanti punti cruciali da discutere prima di andare avanti con Conte. Quindi, ad oggi, secondo il noto giornalista, non c'è stato ancora alcun contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, ma solo un colloquio formale. Adesso il Napoli dovrà prima prendere una decisione definitiva su Rudy Garcia, e solo dopo potranno esserci contatti seri con Conte. Dimmi napoletani, Antonio Conte è un bel nome per il Napoli? Oppure no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale, perché è molto importante per la nostra squadra. Vai avanti Napoli!